tutti fuggivano. Che cosa adesso, diciamo, secondo lei con questi permessi provvisori ci sarà comunque una distribuzione tra regioni, dovrà prenderseli anche il Veneto, oppure come diceva Rossi per quanto riguarda Padova, ma si parla di Peseggia, insomma potrebbero arrivare anche qua. Beh, intanto ho sentito le dichiarazioni di Zaia che ha detto che abbiamo un ottimo ministro dell'interno, quindi non mi pare che, come ha detto il sindaco, siano in disaccordo Zaia e Maroni. Sono perfettamente d'accordo e quindi si seguirà la linea di Maroni, ma era ovvio che andava a finire così. Quindi se ci sarà da accogliere si accoglie, anche perché con il permesso non sono più clandestini, quindi bisogna in qualche modo accoglierli. Dopodiché io non so quanti ne andranno in Francia, sicuramente il tunisino che ha mercato oggi non va in Francia, perché sa che qua può fare quello che vuole e nessuno gli fa niente, in Francia lo prendono e lo mettono in galera. Di conseguenza, se ci sarà qualche persona seria che vuole fare i ricongiungimenti familiari, magari disponibile anche a lavorare, quello probabilmente va in Francia, ma forse poteva rimanere anche qua. Quelli che invece sono scappati dalle carceri e vengono qui per delinquere, per non star lì perché lì verrebbero rimessi in galera, quelli lì non andranno sicuramente né in Francia né in Germania, rimarranno qua. Questo è il problema. Dopodiché, devo dire per chiudere, qui ognuno di noi sta dando la propria ricetta, ha ragione Zozzato, siamo in 6 e tutti e 6 abbiamo detto una cosa diversa, perfetto, e siamo come i tifosi di calcio che si trovano al bar a fare la squadra che dovrebbe giocare per la nazionale o per la squadra del cuore, dopodiché c'è un allenatore che decide, fa lui, e le nostre restano solo opinioni. Il problema è questo, che qui in Veneto purtroppo noi chiacchieriamo per far vedere che abbiamo buona intenzione. Purtroppo ho dovuto sbatterci il naso anch'io con la vicenda del 20%. Non c'è nessuna possibilità di farci fare da Roma, anche, e la Lega lo sta dimostrando perché era partita con buone intenzioni, delle leggi, dei provvedimenti che possono aiutare il Veneto né nel settore dell'immigrazione né nel settore della sicurezza, soprattutto nel settore economico, perché il soldo è la cosa a cui tengono di più giù di là. Di conseguenza, ripeto, ci ho dovuto sbattere il naso anch'io, ma non c'è altro da fare, bisogna seguire un percorso che consenta al Veneto e poi a chi lo vorrà di autodeterminarsi e di decidere in proprio, dopodiché potremo fare delle discussioni fra veneti per decidere come fare le cose, ma finché le facciamo tra veneti e poi decidono i romani, anche se hanno cittadinanza veneta, poi quando sono là diventano romani, qui rimarremo sempre con le braghe di tela. Allora Presidente, ma perché